piazza durante l'evento perché era passato un attimo e gli avevo preannunciato che non potevamo sabato scorso quando avevamo l'assemblea a Ria a Milano. Siccome è l'ultima assemblea dell'anno, certo, sì. Sono impegni istituzionali anche per noi Esattamente. che non possono essere discussi. Esatto, purtroppo questa volta qua non possiamo farlo dopo una settimana, ma dobbiamo posticipare appunto sabato 14. E noi, come ogni anno, il terzo consecutivo, abbiamo pensato a una attività di ringraziamento perché mai come quest'anno veramente ci è andata bene. Ma è andata benissimo perché siamo riusciti a concretizzare 112 equipaggi. Io ho mandato tutti i link fotografici e video al sindaco, dopo magari penso che vi farà. Sì, beh, cercheremo. Lei è andati adesso, in questi giorni? Sì, 4-5 giorni fa. Perché magari mettiamo un po' nell'archivio nostro che servirà come promozione, la città e cose Io volevo genere, preparare anche il DVD di ricordo dell'evento, vi farò prevenire una copia in maniera tale che abbiate proprio un riferimento vero e proprio. Come materiale da poter... Sì. E mai come quest'anno 112 equipaggi, quest'anno qua ci avete supportato dandoci la possibilità del gazebo di mettere l'arco gonfiato in PVC e siamo venuti in piazza e anche nel circostante, quindi è stato veramente una roba... Bella piazza, sì. Sicuramente un palcoscenico che si presta molto a questo tipo di manifestazioni. Noi tra l'altro sentiamo anche la signora del caffè Giancarlo, la titolare, ci ha detto che comunque bene o male abbastanza a parte della piazza hanno potuto anche lavorare con... Sì, beh, chiaramente quando c'è animazione, il bar, il primo che riesce le attività economiche degli esercizi pubblici sono quelli che le traggono. Sì, sotto questo punto di vista. Infatti, diciamo, noi siamo, diciamo così, appoggiamo questo tipo di iniziative che abbiano anche una veste di qualità, insomma, che abbiano un elemento insomma, che distingue da quello che può essere qualcosa di molto più così basso forse, no? Come profilo. E sviluppiamo queste cose, potentiamo queste cose perché appunto la città con la piazza chiusa, questo deve servire, cioè un punto di incontro di diverse situazioni, diverse occasioni, opportunità e quindi insomma creare quel giro che è un po' la nostra idea di città, insomma, ecco. Ma infatti tutti i partecipanti sono rimasti contenti proprio perché Palmanova parte è un centro ideale della regione, quindi bene o male è facile da raggiungere. No? Rispetto alla zona anche dell'incrocio su vie autostradali, no? Sì, no, infatti è funzionale da questo punto di vista, sì. Abbiamo avuto comunque partecipanti tipo dall'Austria, Slovenia, Croazia, ha sorpreso che c'è stato un partecipante da Stoccarda, sono stato premiato come da Stoccarda cos'hanno? 7 ore? Sono 700 chilometri. So che Monaco sono 5 ore e mezzo, ormai codificate dal roadbook. L'altro anno siamo andati a Villemanin, quest'anno qua siamo andati a Gorizia, adesso studieremo dove l'anno prossimo, però come ci siamo lasciati nei scorsi 2 anni col sindaco, vi chiediamo se anche l'anno prossimo possiamo usufruire della piazza grande di Palmanova, perché... Fateci sapere, perché il calendario diventa impegnativo. Pensiamo alla data del 30 novembre. 30 novembre in quanto perché la data della prima domenica di dicembre, che tradizionalmente sarebbe l'evento, cadrebbe tipo l'8. E quindi come quest'anno c'è l'Immacolata, l'apertura di Natale. Esatto, non vorremmo noi andare a interferire con si entra già in un altro tipo di fase. Esatto. Poi noi appunto la terza settimana di novembre abbiamo la mezza maratona, che è quell'evento straordinario. E quindi va benissimo insomma come data. Penso che il 30 novembre, infatti volevamo addirittura anticipare proprio tutte le richieste di permessi, le richieste di varie questure, prefetture, proprio per bloccarsi, girare la data in maniera tale che non succeda che magari qualcun altro. Bene. Comunque una verifica perché appunto noi abbiamo credo il 17 per il prossimo anno sia programmata la mezza maratona. È un evento molto grande, molto importante. Quest'anno avevamo 3.200 iscritti più 1.000 non competitivi, cioè numeri sì. Cioè, è in crescendo lento ma ogni anno sempre in crescita, anche perché poi apre a quelli che sono elementi non agonistici, no? Disabili, poi ci sono quelli con i parti delineati, insomma c'è diverse tipologie che è piacevolissima perché il percorso è tutto su strada e quindi chiaramente offre a chi anche ha situazioni di non, diciamo così, abilità o altri mezzi insomma da poter utilizzare. Per noi la Municipio Grande appunto è l'ideale come punto di partenza, poi abbiamo una location
caratteristica tipica della regione come contropartita, come punto d'arrivo, no? Adesso vedremo cosa scegliere l'anno prossimo e che siamo un po' vincolati dalla stagione a non andare troppo a nord per paura di inquinamenti, strade ghiacciate. Infatti, guardi, dice una cosa giusta perché questa settimana per me, l'anello è bagnato, a parte oggi che c'è la neve, ma anche nei giorni scorsi che c'era il sole era bagnato. Comincia a essere una situazione anche di E quindi pericolo, effettivamente sì, il tempo incide un po' anche in queste Noi siamo iniziative. stati Oltre a condizionarle perché magari là dell'umido ci potrebbe essere la pioggia, no? Diciamo che condizionano soprattutto la psicologia dei partecipanti, soprattutto quelli con macchine datate d'epoca che non se la sentono Certo. di uscire con determinati gioielli del loro garage. L'appassionato giovane magari fa lo strappo alla regola per il desiderio di partecipare, un partecipante un po' più anziano, più conservatore, Ci tiene un po' di più, no? Sì, Per guardare. esatto. L'oracolo. Diciamo però noi siamo stati fortunati anche sotto il punto di vista meteorologico, una giornata ha fatto un po' di vento, insomma, non andiamo a cercare il piano nuovo, c'è stato veramente favorevole, veramente, quindi siamo più che soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto. Bene, per noi è un piacere anche questi riscontri, no, di gradimento, che insomma, che per noi è una gran soddisfazione. Insomma. Diciamo che a Milano col registro italiano Alfa Romeo mi sembra, ma non vorrei sbagliarmi, che l'ultima volta che il registro italiano Alfa Romeo è stato qua, è stato in regione, è stato a Palmanova nel 2002, quindi diciamo, però nemmeno loro sono riusciti a centrare un obiettivo di 112 equipaggi, quindi questo per noi è un grande successo personale che possiamo vantare. Cercheremo l'anno prossimo di bissare il successo. Le strade positive si ripercorrono, no? Quindi, Esatto, non si cambia, squadra vincente non si cambia. Magari stiamo crescendo come negli ultimi anni. Sì, perché l'anno 102 equipaggi, quest'anno 112, delimitati soltanto dalla capienza del locale, quindi se il locale avesse permesso una capienza in termini di coperti maggiore, noi avremmo potuto ospitare anche più partecipanti. È brutto dover dire mandiamo via gente, è brutta come frase, certo. però non possiamo nel voler accogliere più gente, magari in distanza di una settimana festeggiare, offrire un servizio a discapito di quelli che hanno prenotato regolarmente, si sono presentati in tempo per le prenotazioni e soprattutto mettiamo in crisi il locale per quel che riguarda porzioni, coperte e via di seguito. L'accoglienza. Il massimo che si poteva fare è stato quello pur mantenendo, allora c'era una sosta di intermedio che abbiamo fatto da Mireia, quindi il massimo che si poteva ottenere in quella giornata è stato centrato. Ci attrezzeremo per fare ancora di più l'anno prossimo, però su questi numeri veramente comincia a essere veramente Diventa impegnativa la gestione. impegnativa. Sono 300. Sì, e parliamo comunque di 200 persone, perché è una media di 2 persone in macchina, poi c'è la macchina con il suo equipaggio, quindi 4. Scusa, si interrompe tra l'altro, 112 categorie. Sì, è vero. Quindi l'esposizione erano 120. E 125, 126, devo chiedere perché praticamente in piazza è stata fatta una sezione per le macchine che hanno scelto soltanto l'esposizione, cioè quelli che non avrebbero partecipato al corteo. Non abbiamo tenuto conto di quel numero lì per confessare i risultati, 112 il numero delle vetture che si sono iscritte, partite da Ha qua. seguito tutta la strada. Esatto. È stato un bel risultato. Bene, insomma, Noi grazie. ringraziamo ancora l'amministrazione Palmanova. Grazie a voi, grazie, è venuto piacere. E ci vedremo l'anno prossimo. Noi siamo qua e quindi con piacere vi aspettiamo e ci rivediamo. Grazie. Le documentazioni le conoscete, penso? Sì, no, la verifica sulle date mi sembra... Ma infatti è stato gentilissimo anche il comandante della polizia locale di Sandrino. È stato gentilissimo perché loro stessi si sono fatti promotori di una specifica aggiuntiva. Cioè, quando io ho inoltrato la domanda di quest'anno, loro, quando mancava 3-4 giorni, mi hanno chiamato e mi fanno: ma Frosin, lei non ci ha chiesto quest'anno la chiusura della via di Borgo Udine nel primo tratto? E io ho risposto sì, perché non facendo la prova di regolarità non ho voluto esagerare, chiedere permessi, e fanno no, non c'è nessun problema, ci conosciamo da 2 anni ormai, gentilissimi, ci hanno agevolato moltissimo, quindi proprio massimo disponibilità da parte delle istituzioni, veramente. Bene. Tanto di cappello. Veramente.
Bene, allora, grazie, lo metteremo qui in esposizione. Sì, ovviamente i nostri saluti anche al sindaco, che oggi sappiamo essere rappresentante per più importante, e grazie ancora. Bene, Va bene. grazie.